Buongiorno, mi chiamo Sebastiano Zanolli, grazie per avermi invitato, grazie per questo invito anche virtuale che si situa come una prosecuzione del convegno di Sirmione in cui ci siamo visti di persona con molti di voi. Io sono qui per parlarvi e per lanciare un messaggio nella bottiglia relativo alle vendite. Diciamo che mi piacerebbe partire con una piccola citazione che uno dei miei capi mi ha fatto all'inizio della mia carriera, ed è questa: vendere è come radersi, se non lo fai ogni giorno diventi un barbone. Ora, al di là della comicità della frase, c'è un significato importante. Il significato è che, come tutte le attività sociali ed umane, vendere risulta facile e risulta produttivo se è fatto in maniera continuativa, se ci si pensa continuamente e se si prova continuamente a vendere. Anzi, come dice Mario Silvano, la vendita è questione di numeri. Più si prova e più si hanno i risultati. Bene, tiriamo via questa definizione che mi era servita solamente per introdurre il tema. Il tema del convegno è vendere insieme. Vendere insieme vuol dire stare in connessione, e qui voi in questi giorni siete a parlare di vendita, siete a spartire pratiche, a spartire informazioni, anche a mettervi insieme per affrontare mercati sempre diversi. Allora io ho due domande. La prima è questa: chi si sveglia in azienda pensando alle vendite? E in un'azienda si sveglia pensando alle vendite sicuramente il titolare, l'imprenditore, e sicuramente molta gente che ha a cuore il futuro della vendita. Ma a me questa frase, tutto sommato, non dice niente, non dà delle grandi informazioni, ma soprattutto non mi dà mezzi per agire. Quindi tiriamola via e tiriamone fuori un'altra. In un'azienda chi si sveglia pensando a come vendere? E qui la risposta è un po' meno certa, è un po' meno sicura. Si sveglia pensando a come vendere chi in azienda? Io non ho una risposta in questo momento, vi lascio con questo tipo di dilemma. Se c'è qualcuno che pensa a come vendere, probabilmente arriveranno dei risultati. Se c'è qualcuno che non ci pensa, i risultati rimarranno stagnati, soprattutto in un periodo storico come questo. Ho provato a creare questo messaggio con sostanzialmente due aspetti: gli ostacoli alla vendita e gli strumenti per far fronte a questi ostacoli. Quali sono gli ostacoli? Il primo ostacolo è questo: la rete. La rete è tutto ciò che ha a che fare con il web, con internet, con la diffusione delle informazioni. Per quanto ci riguarda, noi sappiamo che un cliente che sa tutto ciò che sappiamo noi, in qualche maniera diventa un cliente difficile. È un cliente difficile soprattutto per quanto riguarda la nostra marginalità. Quindi la rete, mettendo a disposizione di tutti quanti delle informazioni e rendendo bassissima quella che si chiama asimmetria informativa, quindi il differenziale di informazioni tra fornitore e cliente, la rete è un ostacolo, ha creato un problema. Tiriamo via la rete e passiamo al secondo ostacolo: i nuovi consumatori. I nuovi consumatori sono in un problema perché rendono nuovo e difficile da affrontare il mercato. Cosa intendo per nuovi consumatori? Intendo le nuove generazioni, ma anche i cambiamenti che stanno avvenendo a livello di aziende, per cui anche per chi fa business to business il problema è di intercettare i nuovi gusti e le nuove modalità. Ci sono nuovi consumatori perché sta cambiando il mondo, stanno cambiando i mercati, sta cambiando la geografia dei mercati. Accontentiamoci di questo in questo momento: l'ostacolo è determinato dal fatto che molto spesso non sappiamo nemmeno cosa i nuovi consumatori stanno cercando. Anche in questo caso tiriamo via i nuovi consumatori e passiamo a un altro ostacolo. L'altro ostacolo è questo: i livelli di fiducia. Mai come in questo momento storico la fiducia è stata, soprattutto nel nostro paese, nei paesi già maturi, particolarmente bassa. E quando la fiducia è particolarmente bassa, vendere diventa ancora più complicato, diventa ancora più difficile. Accontentiamoci anche in questo caso di identificare l'ostacolo, la fiducia. Poi parliamo via il tema fiducia e parliamo di un altro tema, che è quello relativo alla disponibilità. La disponibilità finanziaria e reddituale di chi ci sta davanti. Sia che si venda al consumatore, sia che si venda ad altre aziende, la disponibilità finanziaria è diventato un aspetto critico. Se non ci sono soldi è difficile comprare. Bene, questi 4 ostacoli, e cancelliamo per il momento anche questo, hanno bisogno di alcune risposte.
Nei pochi minuti che ho a disposizione non ho la pretesa di dare dei suggerimenti che risolvano completamente la vita, però piantare alcuni picchetti in maniera da strutturare un'azione di vendita, questo sì. E allora adesso parliamo di strumenti. Gli strumenti sono sostanzialmente 4. La rete, di nuovo, la reputazione, la diversificazione e per ultimo l'atteggiamento. Bene, allora voi direte perché la rete? La rete è un ostacolo, ma è anche uno strumento. Sì, perché se teniamo solamente il problema creato dalla diffusione dell'informazione, teniamo solamente il peggio dell'evoluzione tecnologica che abbiamo avuto. Quindi il mio consiglio, e solamente di un consiglio si tratta, è: fate amicizia con la rete. La rete sta presentando diversi fenomeni molto interessanti. A parte che così come i consumatori acquisiscono informazioni, anche i fornitori possono acquisire informazioni. Chi sono i concorrenti, cosa stanno facendo, dove stanno andando a vendere. Ma non solo, ci sono delle piazze virtuali come i social network che sono particolarmente importanti. Starne fuori significa tenere solamente il peggio della rivoluzione tecnologica. L'altro punto, la reputazione. La reputazione ha molto a che fare con un aspetto di marketing, con un approfondimento di marketing che si chiama personal branding, quindi il marchio personale dell'imprenditore. Noi lavoriamo per un'azienda che ha un marchio, ma siamo noi stessi un marchio. Il suggerimento che vi do in questo caso, per cercare di aumentare le vendite o rendere più solide le vostre vendite, è di mischiare il vostro personale marchio con il marchio della vostra azienda, in maniera da renderla assolutamente unica e irripetibile. Altro tema, la diversificazione. La diversificazione ha a che fare con la diversificazione dei mercati, la diversificazione dei prodotti. È importante che mentre stiamo stimolando, e stiamo seguendo, e stiamo rendendo capace di profitto il piano A, lavoriamo sul piano B, C, D, E, e ditemi voi quanti altri. È importante che mentre stiamo lavorando per consolidare il mercato A, stiamo preparando il mercato B, C e D. Perché vedete, in un mercato così volatile e abbastanza sorprendente come quello di adesso, non avere dei piani B, C e D ci espone a dei rischi notevoli. Tutte le aziende che si sono concentrate su un solo mercato, su un solo prodotto, attualmente sono in grave crisi oppure comunque sottoposte a delle pressioni notevoli. Quindi la diversificazione diventa un altro degli strumenti, uno degli strumenti per cercare di stimolare le vendite e per essere pronti ad eventuali debacle dei mercati o dei prodotti di riferimento. Il quarto punto è l'atteggiamento e a differenza degli altri 3 che abbiamo appena detto, che sono strumenti tecnici, di marketing o comunque che hanno a che fare con delle competenze tecniche, come dicevo, l'atteggiamento è più un aspetto mentale e ha a che fare con la domanda che vi ponevo all'inizio, è chi pensa a come vendere, ma per pensare a come vendere bisogna avere un atteggiamento corretto verso la vendita e dirsi e dire ed affermare con forza che la vendita è il motore di un'azienda e la vendita è il motivo per cui ci alziamo ogni mattina, perché in assenza della vendita tutto il grande motore aziendale, tutta la ricerca, tutta la produzione, la logistica, la ricerca e lo sviluppo non hanno nessun senso, perché è solamente la vendita che permette l'entrata di una marginalità. L'atteggiamento però, dopo tutti questi anni di vacche grasse che facevano in maniera che la domanda fosse enormemente superiore all'offerta, purtroppo è cambiato e ci siamo trovati circondati da persone, da collaboratori, a volte anche noi stessi, che non avevano assolutamente più in testa quanto importante fosse vendere. Questo atteggiamento va cambiato. Lo strumento per cambiarlo non è al di fuori di noi, è dentro di noi. Ma se siete qui riuniti per parlare di vendere insieme, questo vi fa ben sperare. Cancelliamo tutto quanto quello che abbiamo tirato fuori fino adesso e parliamo solamente dell'ultima domanda. Parliamo di cosa vorrei lasciarvi come testamento spirituale di questi 5 minuti. Ed è una domanda abbastanza chiara. Chi sono gli eroi della vostra azienda? Conosco molto bene il mondo artigiano e dei piccoli business e molto spesso gli eroi sono coloro che producono, coloro che spediscono, coloro che lavorano in qualche maniera attorno al prodotto. E non c'è nulla di male, è l'essenza del lavoro artigiano,
quella di fare molta attenzione alla produzione. Però se posso darvi un consiglio, spero di potervelo dare, ed è questo: gli eroi sono anche coloro che vendono. Vendere è un lavoro estremamente difficile e arduo, che mette in contatto due mondi che hanno a volte interessi anche contrapposti. Il venditore, chi vende, le persone che vendono sono coloro che riescono a fare andare d'accordo due mondi che altrimenti non andrebbero d'accordo e fanno apparire problemi e fanno apparire soluzioni. Ora, quello che io vi consiglio è: celebrate gli eroi aziendali, che sono coloro che vendono. In questa maniera tutta quanta l'azienda prenderà un colore, un gusto e un atteggiamento differente verso l'attività fondamentale e importante per un'azienda, che è quella di far passare di mano un prodotto, un servizio in cambio di un corrispettivo, con soddisfazione di tutte e due le parti. Vi auguro tutto il meglio, vi auguro un buon convegno, arrivederci e a presto. Grazie.